A sposare Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è stato un sacerdote agrigentino, padre spirituale del compianto presentatore, scomparso lo scorso 26 marzo. Si tratta di Don Calogero Brancato, originario di Ravanusa, dove è nato nel 1950. Don Calogero ricorda i momenti felici di Frizzi e della giovane moglie Carlotta, che ha unito in matrimonio il 4 ottobre del 2014 nella chiesa di San Gabriele Arcangelo a Roma, in cui era parroco. Il prete ha pure battezzato nella stessa parrocchia romana Stella, la figlia di Frizzi, una bambina che rappresentava per il conduttore il suo grande amore. Don Calogero, come raccontano anche i parenti di Ravanusa, aveva un forte legame con Fabrizio, che ha seguito in modo particolare nel corso della grave malattia. Ma è lo stesso sacerdote a ricordare commosso i momenti che lo videro per tanti anni accanto a colui che il pubblico televisivo considerava e considera ancora il galantuomo della TV. Nella parrocchia guidata da padre Brancato, Fabrizio Frizzi, devotissimo di Santa Gemma Galvani, si recava tutte le domeniche per la messa, fermandosi al termine della funzione con l'amico prete. Nel giorno dei funerali dello straordinario parrocchiano, sempre disponibile nei confronti dei bisognosi, Don Calogero si trovava ricoverato in ospedale e si è rammaricato tantissimo perché avrebbe voluto esserci in quella chiesa degli artisti gremita non solo di VIP. Calogero Brancato ha frequentato dai padri vocazionisti al Lido di San Leone prima di iscriversi al liceo a Napoli. Consacrato sacerdote nel 1977, è stato assegnato come parroco ad Acireale, dove è rimasto 6 anni. Sono stati 10 invece gli anni che lo hanno visto come instancabile guida di una parrocchia di Favara, dove è rimasto fino al 1992. Don Calogero ha ricoperto la carica di maestro dei novizi ad Anagni prima di trasferirsi a Lecco. Attualmente il presbitero si trova a Napoli, dove praticamente si è ritirato dopo aver lasciato definitivamente la parrocchia di Roma.